Buonasera a tutti. L'ambiente è sempre quello emozionante che crea stupore più che altro per chi l'ha conosciuto da tempo, ma c'è sempre qualche sentimento nuovo che sorge nel vedere questo teatro antico. Mi stavo chiedendo quale canto possa essere stato quello nuragico, perché canto c'era sicuramente. Come lo possiamo immaginare? Simile a questo? Sicuramente un canto profondo, più che vocale, probabilmente un canto interiore, quindi come il tenore, che è un canto viscerale, che subisce un percorso dalle viscere e si contrae in una laringalizzazione e poi nasalizzato, basso e contra, e poi particolare apertura della bocca. Un canto dunque non di petto e né di testa, come si usa dire nei canti della civiltà nostra. Introdurre questo tema è facile perché i lavori di Fiorenzo Caterini sono proprio dentro questo percorso e con una ricchezza documentaria, storico, antropologica davvero notevole, sia nei suoi saggi, sia, come dire, nella disposizione, nella narrazione anche contenutistica dei suoi romanzi. È un filone quello di Fiorenzo che segue un'antropologia documentata attraverso la storia, quindi forse il filone più interessante che mi affascina, anche se io su quel settore non ho il passo giusto, preferendo più, per mia formazione letteraria, un'antropologia simbolica. Però quando leggo i suoi libri e Colpi di scure e Sensi di colpa, l'abbiamo presentato nel bellissimo bosco di Villagrande Stresaili, nell'hotel Orlando, forse tanti anni fa. E quindi abbiamo discusso di quanti colpi di scure noi sardi abbiamo subito, alberi e persone. E di quali sensi di colpa? Quali? Sensi di colpa i padroni non ne hanno mai avuto. E forse ciò fa paura neppure noi sardi, sensi di colpa di aver subito, di non esserci ribellati. E così la mano destra della storia, noi cosa siamo? L'alto saggio di Fiorenzo Caterini, che argomenta in maniera meravigliosa e documentaria, sempre storicamente affermativa, il tema del nostro incontro stasera. Ed è appunto che la mano destra della storia non è nostra, ma noi siamo una mano sinistra forse, con tutte le valenze, le accentuazioni sinistre della mano sinistra, ma forse neppure mano sinistra abbiamo. Ecco, questo ci pone il problema attuale della responsabilità che abbiamo oggi davanti a situazioni a cui arriveremo dopo il percorso storico, ambientale che Fiorenzo affronta nei suoi libri. Fermandoci solo agli ultimi secoli, per non fare la lunga storia dai Fenici ad oggi, storia di dominazioni, prendiamo le miniere. Quale vantaggio ha avuto la Sardegna, cioè il popolo sardo, dalle miniere? La silicosi, i soldi sono andati ad altri. Ed oggi cosa ci resta? Non ci vogliono milioni, miliardi per sanare le zone minerarie. Quella costa che va nella costa sud occidentale è appetibile al turismo, e come? E pan di zucchero forse c'è di meglio in Sardegna, uscendo dalla galleria, e poi uno finisce il tunnel e si trova davanti a pan di zucchero, e forse non c'è una visione così bella, nonostante tutte le nostre bellezze. Eppure no, che investe lì deve sanare,
e sanare quelle scorie è pressoché impossibile. Cioè c'è chi si prende i soldi e va via e ci lascia le scorie. E beh, perché? A Cagliari non arrivano da Moratti, non arrivano, forse ora l'ha venduta Moratti, ma lì non arrivano le scorie dei fumi di acciaieria di Brescia. Cioè vengono le scorie da Brescia, vengono utilizzate per tirar fuori un po' di corrente elettrica e poi resta a noi la massa del 90% dell'inutilizzabile come scorie locali nostre. E vengono pagati anche perché? Perché producono energia pulita. Sembra una beffa, sembrano cose così contraddittorie e così inconcepibili in una logica di economia della Sardegna, si intende, perché l'economia del potere certamente ha un'altra visibilità e un'altra organizzazione anche culturale del potere e si giustificano così, con i profitti, perché il profitto è un merito, ma chi non ha profitti siamo noi. E perché le basi militari come avvengono? Abbiamo forse reagito, ci siamo resi. Io ho scritto un libretto, noi non sapevamo, perché sono convinto che noi non sapevamo, facendo questa articolazione storica. E me lo chiedo per oggi, noi oggi sappiamo e arriveremo qui. Le basi militari, quella di La Maddalena, Andreotti l'ha fatta a livello privato. Presidente del Consiglio, con gli americani ha fatto un incontro privato. Non era informato neppure il Parlamento. Per dirvi del del tenore di considerazioni che aveva su di noi sardi. Le basi militari, anche loro non entrano nei luoghi di pericolo, delle scorie che rimangono nelle esercitazioni di questo scoppio di bombe nuove, di tutti i popoli del Patto Atlantico, della NATO che esercitano, gli israeliani si esercitano, in tutti, e fanno esperimenti di cui non conoscono neppure loro gli effetti, e gli effetti sono sempre sul territorio. La terra assorbe e non ce la fa più ad assorbire, e anche loro magari in certi punti passano con le maschere. Tutta la lotta fatta contro anche dall'onorevole Scanu di Olbia, che non ha trovato consenso neppure nel suo partito, sembrava che arrivasse a un processo del grande magistrato della Nosè che li ha chiamati in causa, poi è tutto messo a tacere perché non c'è potere più grande del potere militare, tecnologico, industriale, politico. Si uniscono in un unico potere intoccabile. Non ci si può combattere contro questo quadrato fortificato. Non ci sono altri poteri che possano contrastarlo. E il piano di rinascita. Si dice, beh, è venuto così. Non è corretto, bisogna fare l'analisi storica. Il piano di rinascita del 1958 era un piano giusto, quello che vorremmo oggi. Ed era il piano dello sviluppo agro, pastorale, artigianato, piccola industria, turismo. Questi erano i 4 punti, che sono quelli attuali. Ed era questo già preparato, pronto, articolato. Poi l'anno dopo, nel 59, invece, c'è stata una svolta. Ma voi chiedete perché avvengono le svolte? Le svolte non avvengono per motivi climatici. Le svolte avvengono perché il potere, appena vede 400 miliardi da buttare sull'isola, dice, alt, questi 400 sono appetibili. Ma come? Agropastorale, ma su, piccolo artigianato sano. Ma non facciamo ridere. Ci vuole l'industria. E gli assessori all'industria sardi dicevano, o meglio hanno scritto, solo l'industria può salvarci. L'economia agropastorale è perdente. È l'industria che salva la civiltà. Ed è vero. Ma quale industria? La chimica di base non la voleva nessuno.
inquinante e senza prospettiva, cioè senza futuro, ma soprattutto senza creare un'economia industriale attorno nell'indotto. Perché quest'acqua sporca che è il petrolio, quale indotto? L'indotto l'abbiamo vissuto noi abiti nell'altopiano, le fibre tessili, col fallimento, ma non vi dubbio. Ma è tutto nell'ordine del fallimento, si sa già a priori. Noi sardi sapevamo? L'abbiamo saputo. I politici l'hanno saputo. E c'è chi obietta a quel mio libretto, non è vero, c'è chi la sapeva. Sì, certamente c'erano 2 o 3 persone sarde che avevano intravisto questo, ma comunque non hanno parlato. E comunque, anzi, uno addirittura era anche assessore e ha firmato. E come? Ma perché? Perché il non sapere. Il problema sardo è il non sapere, anche oggi. Il non sapere, questa industria ora che futuro ha? Stiamo investendo un'enorme quantità di soldi. Qual è la prospettiva reale? Di base, neppure di articolazione seconda o terza dell'industria, per cui tu mandi il lavoro primario di base e poi lo mandi altrove perché quei polimeri diventassero in qualche modo produttivi. Quindi è una cosa, e infatti uno storico famoso, che appare anche ancora anzianissimo in televisione, e mi sfugge ora il nome, l'ha scritto proprio allora: la Sardegna non si accorge che sta prendendo una strada mortale, perché questa industria la rifiutano, l'hanno mandata in Sicilia e in Sardegna, e nelle Polesine, nella zona del Veneto, che era povera allora come lo è la Sardegna, c'era anche la malaria lì, e la pellagra. Quindi rifiutata da chi sapeva. Quindi c'era un progetto giusto, bocciato, per un'articolazione politica, e diciamolo pure, Prodi, Cossiga ed altri, il potere delle banche, i grandi industriali della chimica. Rovelli è venuto col 2,5% in Sardegna e se n'è andato col 48% dell'industria chimica italiana, a danno nostro. Quindi ci sono, certo, io non è che nego le responsabilità, però c'è anche in fondo, io ne sono convinto, che noi non sappiamo, c'è un deficit di sapere nella cultura nostra, nelle università nostre, nella cultura politica. Qual è la cultura dei politici oggi? Provate a dare uno sguardo del coso passato e anche del fatto presente e potete cominciare a individuare alcune alcune caselle di valore o meno. È il sapere, il deficit è che noi non abbiamo un sapere sufficiente a risolvere i nostri problemi oggi. C'è un sapere economico, un sapere culturale, un sapere commerciale, un sapere industriale che ci permetta di risolvere. Io studio da 40 anni il mondo agropastorale della mia nascita e di qui di Saraichina, che è poco distante da qui, e mi rendo conto che anche oggi, per fortuna poi, il latte a 1,5 €, ma ricordate 0,70, 0,80, si giocava sullo 0,85, no 0,90, ma possiamo noi giocare sullo 0, e adesso siamo tranquilli, certo, relativamente con 1,5 €, ma dura? Ma il problema è andato a soluzione, non dico a soluzione piena, ma come processo di avviamento per una modernizzazione competitiva? Me lo chiedo, io ci scrivo dal 75 il Re un feticcio, che parla dell'ovile che compare Battore Arina proprio del romanzesu, e mi chiedo se oggi abbiamo fatto grandi progressi, e per non parlare d'altro. E ancora, adesso per arrivare a noi, non ricordate anni fa quel progetto già approvato di mettere a Cardo la Sardegna del Nord e a Canna la Sardegna del Sud? Forse voi non ne avete sentito parlare, ma era già un progetto firmato dai politici,
e i consenzienti sindacati. Perché per produrre biomasse erano due prodotti a cardo. Io avevo scritto degli articoli ironici a proposito di canne nel sud. E a cardo, voi ve l'immaginate, tutto questo sarebbe stato seminato dove è possibile, nei terreni in campo aperto, tutto a cardo, perché è quello che produce di più energia a livello di biomasse. Voi direte, ma sono fuori del crevedo, scusa. Beh, questo era un progetto per l'industria verde, per l'industria chimica verde. Bell'abbinamento, è un bel sintagma, si chiama in linguistica, chimica e verde puro, come che sia vero, chimica verde. Terna ha da guadagnare, allora va bene, e Terna è oggi fortissima. E poi ancora, per arrivare alle paleoliche, una battaglia che stavolta, penso, abbiamo consapevolezza finalmente, ma sperando che tenga questa consapevolezza, che non basta che sia di gruppi, e questi sono meritevoli, ma che sia della popolazione intera, per cui se abiti in qualunque punto abbiano in mente di mettere paleoliche, è la popolazione che deve ribellarsi. Perché a livello giuridico, guardate che la battaglia non è facile. A livello giuridico c'è una legge europea, italiana, comunque è stato disposto che la Sardegna non ha potere nell'ambiente. E comunque quando hanno fatto le classifiche dove c'è più vento e più sole, posso qui li scostata. Ecco, la Sardegna, le Puglie, la Sicilia si sono beccati il bel gruppo di... Ora, secondo me, io l'ho sostenuto in un incontro a Cagliari con i giuristi che dicevano ci si può appellare al riposo urbanistico, ci si può appellare all'articolo non so quale dello Statuto Sardo, ma nel contenzioso che arriva a Roma poi la consulta dà sempre ragione al governo, mica alla Sardegna. Per cui la battaglia giuridicamente non è facile, non facciamoci grosse illusioni. Per cui dobbiamo ricorrere, grazie all'archeologia, grazie a qualunque struttura, è l'antico che ci salva a questo punto, su questa voracità capitalistica del moderno, del contemporaneo. Ma la battaglia sarà dura e con estrema difficoltà, sia a livello di mare, sia a livello di terra. Perché una pala eolica rende molto più del solare. E una pala eolica di 250 metri rende 2 milioni di euro. È facile comprare chiunque. Abiti a qualunque famiglia, gli dici ti do 100.000 euro, ma non si lo ha che bere, o ti do 30.000 euro all'anno per... si lo è tutto, non lo diamo il venne tutto. Cioè siamo fragili. Noi non abbiamo una forza, un potere economico e una formazione culturale identitaria. Non è vero che il popolo sardo è un popolo a forte identità, continuo a dirlo e a ripetermi all'infinito, è un'identità psicologica, è importantissima dello sardo, ma non è un'identità economica, non è un'identità turistica, solo ora si sta formando, non è un'identità ambientale. Oggi la politica è tutta su politica territoriale, non c'è altro. Eppure questo nome non compare. Oggi la politica sarda è territoriale, a livello di produzione di merce, cioè a livello di agricoltura e di agropastorizia, a livello di un'agricoltura moderna, intensiva, ma di un certo tipo, biologico, a livello di turismo e ambientale e territoriale, a livello di risorse primarie e territoriali. Tutto oggi è. Quali sono le risorse sarde? Come sfruttarle per i sardi? Per capire il tutto, io sto parlando dei libri di Cattirini, non pensate che sto parlando a vanvera, sto allargando il campo, ma il discorso che fa Cattirini è tutto questo procedere di una presa di coscienza di identità sarda, mostrando con un rigore storico, puntualizzando tutti i momenti più specifici di come noi abbiamo una storia di mano destra dominante, di colpi di scure reali e simbolici che ci hanno ridotto in questa condizione, di avere ricchezze infinite e di non poterle sfruttare sapientemente. Perché il turismo all'inizio che cos'era? Bene o male che si è formato un turismo sardo anche,
Ma il turismo all'inizio voi lo dovete prendere dal 59-60. Io ho avuto modo di osservarlo perché quando ho insegnato ad Arzachena e avevo la possibilità di vedere l'esplosione della Costa Smeralda e di visitarla nei particolari, ricordo che all'hotel Cala di Volpe avevo fatto un'analisi di ogni stanza, in ogni stanza un letto era diverso dall'altro, nulla si ripete, le finestre sono quadri d'autore, non servono per affacciarsi, cioè grandi architetti accademici di Francia, Jacques Aquel, i grandi architetti italiani. Sì, bellissimo, d'accordo, tutti investimenti dell'Eres Congo belga, l'Arakan, sì, ma quella è un'isola nell'isola allora, poi bene o male un po' si è aperta anche. I sardi erano solo le donne nelle camere da letto degli alberghi a pulire e delle manovalanze, così di manovalanza edile, ma poi bene o male anche la dirigenza, anche l'apertura in seguito della Costa Smeralda. E io questo ho avuto modo di osservarlo perché il libro mio è dell'80, poi ho alimentato altri 6 capitoli il periodo degli arabi, adesso lo sto finendo il periodo dei russi, però è sempre un degrado. E comunque anche l'apertura ai sardi è venuta dopo, ma all'inizio tutti i villaggi turistici di milanesi, bolognesi, erano tutti sfruttamento, perché nell'industria turistica il capitale non è il denaro, come in tutte le industrie. Io ho miliardi e investo nell'industria meccanica, siderurgica. No, nel turismo non è così, non è l'industria classica. Nel turismo il bene primario è l'ambiente. I soldi ce ne sono. Quanti soldi per comprare la zona da Barisardo a Dorgali? Lì gli svizzeri volevano dare infiniti, ma lì tutti vogliono comprare. La costa più bella della Sardegna, da Dorgali a Baunei, addirittura pensavano ai rialzi, alle cose dei palazzi, cioè delle cose avveniristiche. Non è i soldi che mancano nel turismo, è che il bene primario è il territorio, e il territorio è sardo, e noi ce lo svendiamo. A gracias a Dio namus. E per concludere, la battaglia di oggi è che se abiti sorgo, paleoliche, la comunità deve ribellarsi. E io ai giuristi ho fatto presente da ignorante questo, che il governo ha poteri, non c'è potere più grande del comune. Il comune è la storia d'Italia, i comuni, è l'unità minima distintiva giuridica. Il comune è un suo territorio, gli abitanti, l'abitare e l'economia, Rosarto e vizi. Chi ha potere oltre, chi ha potere giuridico e simbolico più della comunità che abita un luogo e ha circoscritto un suo territorio che è il territorio comunale. Non si può andare contro la comunità, perché la comunità è fatta di persone che ci vivono e che vivono di quel territorio. Io voglio sapere giuridicamente dai grandi sapientoni se c'è un potere più grande di qualunque tipo sia, più grande dei diritti che ha una comunità di abitare un luogo suo e di viverci grazie a questo territorio, e tu vieni e me lo rovini. Non esiste. Non esiste giurisprudenza contro la comunità. La comunità che va su quel luogo e i Santo Mazzeo si sterrica in terra tutti gli abitanti e dicono qui non si costruisce, voglio vedere qual è la risposta. Non ce n'è risposta, la vittoria è certa, sicura. Ogni comune deve porsi questo motivo e questo scopo. Bene, i libri di Catilini di Fiorenza parlano di tutto questo, vi portano per mano proprio lungo un percorso, poi per di più avendo la valenza storica, la sua scrittura è documentaria, quindi non è neppure, perché vedete, se affermate in una dimensione sociologica c'è sempre la possibilità contraddittoria di un altro che segue un percorso diverso nell'ambito dell'antropologia, della sociologia, della psicologia sociale. Ma se voi date la documentazione storica come fa Fiorenzo è difficile smentire, e quindi con un suo ragionamento fortificato da queste verifiche storiche e attraverso un'argomentazione molto conseguenziale che fa nei suoi libri,
ti porta lì alla foce, dove tu arrivi al mare, dove arrivi alla verità delle cose, ti arricchisci nel leggere i suoi libri, perché c'è uno spessore materializzato delle cose, oltre che una bella argomentazione linguistica. Per cui io vi consiglio di leggerli questi due libri, questi due saggi, ma anche i romanzi ci parlano. Io ho avuto modo di vedere una riduzione teatrale di un suo libro a Lula, del regista Marras, mi pare, vero? Ah, è lì. Molto, molto ben indovinata, molto anche singolare, originale, artisticamente preziosa, direi, no? A livello proprio di una cultura teatrale, nell'originalità proprio della regia teatrale, dello svolgimento. E c'è anche un intervento di Fiorenzo, così, dal pubblico, che però fa parte pienamente convincente dell'insieme discorsivo dell'opera teatrale, che mi ha davvero meravigliato, come originale, come quasi fosse, come se ne facesse parte a priori già in un contesto preordinato, invece no. Ecco, per cui, ripeto, preziosi questi due libri, questi due saggi, vi danno materia per capire e per difenderci, perché questo a me interessa. Un libro deve avere uno scopo.